Nello stand del gruppo missionario San Giusto siamo con un ospite speciale, Alberto Mason, che poi conosceremo, e siamo con Bruna e i suoi ospiti. Ci vuoi presentare, Bruna, con chi siamo oggi? Oggi siamo con la vicepresidente Diana, il segretario Angelo, Suor Marcella per l'oratorio e soprattutto Alberto Mason, che rigenera computer e ci dona i suoi computer per tutte le attività che stiamo facendo noi, e ha creato già 2 aule informatiche in Madagascar. Le prime 2 aule informatiche sono state fatte grazie alla sua donazione. Bruno, ti sei dimenticata di tuo marito dietro le quinte? Non ha incarichi. Ma gli vogliamo bene lo stesso. Sì, no, è mio marito Pierluigi. Vabbè. Allora, Alberto, tu hai fatto di una necessità virtù. Covid, ti sei inventato questa cosa particolare di rigenerare i computer. Vi facciamo vedere che già i ragazzi lavorano e giocano. E da dove nasce, che soddisfazione ti sta dando questa attività? Allora, sicuramente la soddisfazione è veramente molto alta. È un'attività nata proprio in pieno Covid, un po' per gioco, completamente autodidatta e completamente da zero, che si è sviluppata nel tempo man mano, insomma, che con le varie opportunità che grazie anche alle collaborazioni con vari enti mi hanno potuto offrire, tra cui anche questa opportunità dove siamo qua oggi. Ecco, tu hai rigenerato qualche centinaio, o sbaglio? Sì, abbiamo superato le oltre 500 unità di computer fissi e portatili. Molte di queste sono andate in Madagascar, ce l'ha appunto spiegato Bruna, ricordiamo questa missione che voi state seguendo da Portoviro in Madagascar. Che riscontro hai avuto anche personale da tutta questa tua attività? Sicuramente molta gratificazione da parte da chi ha ricevuto questi computer, perché insomma in molti casi sono arrivati proprio una risorsa fondamentale per sviluppare il proprio operato associativo, oltre anche alle diverse famiglie che ne hanno potuto beneficiare per i loro figli. Oltre proprio a un elemento di personale, perché insomma ha permesso di creare nuovi legami, nuove collaborazioni, insomma molto importanti tuttora. Perfetto, io vi ringrazio naturalmente il gruppo missionario San Giusto, che ci fa piacere ricordare, ma ringrazio anche la suora che mi ha fatto da valletta. Oggi verranno donati 3 computer all'oratorio San Giusto per i ragazzi del doposcuola, quindi potranno usufruire di materiale informatico grazie alle donazioni di Alberto. Io ringrazio tantissimo l'associazione di Bruna e Alberto, perché questo è anche un'opportunità educativa ambientale, perché la rigenerazione fa bene anche all'ambiente, quindi grazie mille.